Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Mafia, condannato a 12 anni Giuseppe Costa, fratello della vedova di Vito Schifani, agente di scorta del giudice Falcone. La sorella Rosaria, per me è come se fosse morto. La marcia dei trattori contro le politiche europee e nazionali anche in Sicilia, la protesta ad oltranza di agricoltori e allevatori. Affonda barchino al largo di Lampedusa, 49 migranti soccorsi, alcuni raccontano di connazionali dispersi in mare. A Catania sorrisi e preghiere davanti alla Porta delle Farfalle, Antonio Presti dedica al quartiere di Librino la Candelora d'Oro, il premio legato alla festa di Sant'Agata che gli verrà assegnato. Maggioranza in crisi alla Regione, l'Ars boccia la norma salva ineleggibili con gli alleati che tradiscono l'accordo con Fratelli d'Italia, vertice a Roma sul caso Sicilia. Elon Musk annuncia il primo chip impiantato sul cervello di un essere umano e promette risultati eccellenti, ma gli esperti invitano alla cautela. Calcio mercato, lasciano Catania Bocic, Popovic, Ladinetti e Zanellato. Il Palermo ha definito l'arrivo dal Milan di Traoré. Bentrovati. Condannato per mafia a 12 anni di carcere Giuseppe Costa, fratello della vedova dell'agente di scorta Vito Schifani, morto nell'attentato al giudice Falcone. La donna, quando apprese dell'arresto del fratello, che avvenne nel 2020, disse: "Per me è morto, è come se non avessi più un fratello". Marco Gullà. 20 anni al boss dell'Arenella Gaetano Scotto, 12 anni ciascuno al fratello Francesco Paolo e a Giuseppe Costa. Sono le condanne inflitte dalla quinta sezione del Tribunale di Palermo. Gli imputati erano stati arrestati nel 2020 in un blitz della Direzione Investigativa Antimafia. Giuseppe Costa è fratello della vedova dell'agente di scorta Vito Schifani, morto nell'attentato al giudice Giovanni Falcone il 23 maggio del 1992. "Per me è come se fosse morto ieri", disse la donna una volta appresa la notizia dell'arresto. Dichiarò di non avere più rapporti col familiare da anni. "Inginocchiati tu, Pino, mio Caino, fratello traditore", commentò. Costa, soprannominato Pinuzzu Checco per via della balbuzie, avrebbe raccolto i soldi del pizzo e gestito la cassa della famiglia dell'Arenella. Tra i suoi compiti anche l'assistenza ai parenti dei carcerati. Addirittura alcuni boss gli avrebbero cucito addosso il ruolo di uomo riservato del clan, perché temevano che se si fosse esposto troppo e fosse finito in carcere sarebbe stato un guaio enorme per tutti. Ad incastrarlo ci sono decine di intercettazioni in cui parla con i boss. La Guardia di Finanza di Siracusa ha eseguito 10 misure nell'ambito di un'inchiesta sull'illecita riscossione di contributi per l'emergenza Covid-19. Avrebbero beneficiato di ingenti misure economiche a fondo perduto a sostegno delle imprese in difficoltà per il valore di 1.800.000 euro. Destinatari delle misure, rappresentanti di fatto e di diritto delle società coinvolte e 4 professionisti in campo tributario e legale. Proteste ad oltranza anche in Sicilia di agricoltori e allevatori. Cresce il malcontento per le politiche europee e nazionali, trattori in strada e manifestazioni in diverse parti dell'isola. Marco Gullà. "Non ci fermeremo fino a quando non avremo una risposta". Proseguono in tutta la Sicilia le proteste di agricoltori e allevatori contro le politiche europee e nazionali. Si punta a segnalare i costi di produzione ormai ingestibili e le basse remunerazioni sulla scorta di quanto già accaduto in Germania e Francia. Così non è possibile più andare avanti, perché il prezzo della gestione e la coltivazione dei terreni adesso è insostenibile contro il prezzo del grano e degli altri cereali. È insostenibile ormai. Le spese, il costo di gestione per produrre le materie prime. Noi produciamo vita, produciamo cibo e le persone purtroppo ormai qui oggi siamo in tantissimi e la protesta è forte. Siamo a Resultano, siamo a bordo di uno dei trattori che in questo momento sta sfilando per le Madonie, una protesta che andrà avanti anche nei prossimi giorni. Tra l'altro agricoltori e allevatori promettono anche di entrare nelle città siciliane. Siamo arrabbiati perché c'è un'indifferenza totale da parte delle istituzioni, regionali in primis, nazionali e europee. Protesta anche nella Valle dei Templi di Agrigento. In Europa chi prende le decisioni
e sono sempre persone che hanno altri interessi. Speriamo di ottenere il giusto prezzo e il giusto guadagno dell'agricoltore. Se noi spendiamo 50 non possiamo vendere 30. Sfilata di trattori e malcontento che sale giorno dopo giorno. Il presidente Schifani dovrà convocare un tavolo tecnico per affrontare i problemi dell'agricoltura e della zootecnica regionale. La richiesta degli agricoltori alla regione dopo l'assemblea a Ragusa convocata dal sindaco Beppe Cassì, che ha invitato anche i sindaci, i rappresentanti ai comuni e le associazioni di categoria. Un barchino di 8 metri è affondato nelle acque antistanti a Lampedusa. La motovedetta della Guardia Costiera ha tratto in salvo 49 migranti già sbarcati sul molo Favarolo, ma vi sarebbero persone disperse. Le dichiarazioni sono però al momento contrastanti e il numero di coloro che mancherebbero all'appello viene dato come imprecisato. E c'è stato nelle ultime ore anche il salvataggio di un barcone con a bordo 72 migranti, anche loro sono stati trasferiti a Lampedusa. Emergenza siccità in Sicilia. Per il quinto mese consecutivo le precipitazioni sono rimaste al di sotto della media e il livello degli invasi continua ad abbassarsi. Sentiamo Manlio Viola. Serve la dichiarazione dello stato di calamità naturale per la situazione degli approvvigionamenti idrici in Sicilia, sia per l'agricoltura che per l'uso civile, anche se la situazione più complessa è quella dei campi. Lo chiederà ufficialmente l'assessore Luca Sammartino. I volumi d'acqua negli invasi siciliani sono sotto il livello di guardia. Gennaio è il quinto mese consecutivo che fa registrare precipitazioni inferiori alla norma del periodo, con un deficit di circa 200 millilitri d'acqua. A stretto giro chiederò al presidente della regione Renato Schifani di dichiarare lo stato di calamità naturale per l'emergenza siccità, un segnale concreto per il comparto agricolo e per i nostri agricoltori in difficoltà, ha confermato personalmente Luca Sammartino. Intanto si è insediata la cabina di regia nata per volontà del presidente della regione Renato Schifani per monitorare la situazione, una cabina che è in vigore già da dicembre scorso. L'osservatorio finora è stato una struttura operativa di tipo volontario e sussidiario. Il suo funzionamento è stato introdotto alla legge nazionale per il contrasto alla siccità, norma che individua quali organi di coordinamento le autorità di bacino dei 7 distretti idrogeografici italiani. Plaude intanto alla richiesta di stato di calamità anche Nino Germana della Lega, ma le procedure non saranno semplici. Dopo la Regione è possibile sia necessario il ricorso allo Stato e già i rapporti con la Protezione Civile Nazionale hanno mostrato incrinatura in occasione della richiesta di calamità per gli incendi del luglio scorso. Alla porta delle farfalle di Librino, alunni delle scuole Mamme per celebrare Sant'Agata e la bellezza. Una giornata di preghiera e cultura con il mecenate Antonio Presti, che ha dedicato al quartiere il premio La Candelora d'Oro, che riceverà a Palazzo degli Elefanti domani sera. Marco Carli. Il sorriso di Agata per illuminare il cammino dei più giovani e di chi li guida. Emozione, cultura e preghiera. È successo a Librino davanti alla Porta delle Farfalle, inaugurata lo scorso aprile. Altro meraviglioso sguardo verso la bellezza concepito da Antonio Presti nel quartiere catanese. Nella mattinata le scolaresche con i genitori e gli insegnanti hanno percorso il muro artistico che attraverso le poesie e le opere in terracotta ha portato fino a Sant'Agata. E lì ha preso il sopravvento la voglia di rivolgersi a lei di fronte alle realizzazioni dedicate proprio alla patrona, di cui una concepita con il contributo delle donne di Librino, un quartiere a cui Presti attribuisce virtualmente la Candelora d'Oro, che quest'anno gli è stata assegnata. Questa Candelora d'Oro non va ad Antonio Presti, va alla gente del quartiere, va alla comunità di Librino, quindi la Candelora d'Oro di quest'anno è Librino. Questa è bellezza, vedere la bellezza, e oggi grazie anche a Sant'Agata e alle mamme e a tutti quanti questa bellezza si è resa manifesta. Una mattinata vissuta all'insegna del sorriso, ma anche della cultura, con gli studenti che hanno fatto le guide turistiche per spiegare il perché della Porta delle Farfalle e di tutte le opere che vi si trovano, un vero cammino di bellezza, ulteriormente nobilitato dallo sguardo buono di Agata. Un ventenne è stato picchiato e derubato davanti a un distributore automatico a Palermo mentre acquistava prodotti. La vittima è stata sorpresa alle spalle in via Oreto da 3 persone che dopo averlo malmenato gli hanno portato via il cellulare, alcuni gioielli che indossava e il portafoglio in cui c'erano contanti e carte di credito. Finisce con un patteggiamento lo scandalo della cocaina dei VIP a Palermo. Il noto chef Mario Di Ferro è stato condannato a 4 anni con pena sospesa e a una multa. Era stato sorpreso a cedere cocaina. La vicenda causò, fra l'altro, il licenziamento del segretario del presidente dell'ARS. Sentiamo Manlio Viola.
4 anni di reclusione, ma non andrà in carcere. Ha patteggiato il noto chef Mario Di Ferro, accusato di aver ceduto cocaina a diversi clienti e di essere stato il fornitore dei VIP di Palermo a partire dai politici. Una vicenda che creò scandalo qualche mese fa in città. L'udienza si è svolta davanti al GUP Marco Gaeta. L'imputato ha sempre sostenuto di non essere uno spacciatore, ma di aver soltanto fatto favori ad amici in occasione dell'episodio di cessione, in particolare contestato in flagranza. Lo chef pagherà anche una multa di 20.000 euro. In base all'accordo, Di Ferro i 4 anni non li sconterà in carcere. Il noto ristoratore era stato arrestato il 29 giugno dell'anno scorso dalla squadra mobile coordinata dalla procura. Insieme allo chef erano stati fermati anche Gioacchino e Salvatore Sansone, Gaetano Di Vara, Giuseppe Megna e Pietro Accetta, che erano stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Hanno tutti scelto il rito abbreviato e per loro il processo proseguirà a marzo. Di Ferro era già finito ai domiciliari in precedenza nel mese di aprile dell'anno scorso perché era stato sorpreso a cedere cocaina a Giancarlo Migliorisi, allora capo della segreteria tecnica del presidente dell'ARS, che per questa vicenda fu licenziato dal presidente in carica Gaetano Galvagno. Spiegò di aver fatto un favore ad alcuni amici e di certo non per soldi, e fra questi anche il deputato regionale Gianfranco Miccichè, che, sentito come persona informata sui fatti, ammise di aver acquistato droga da Di Ferro, sempre e soltanto cocaina. 11 verbali di accertamento di violazioni amministrative per un importo totale di oltre 11.000 euro sono stati elevati da agenti della Polizia Municipale di Catania in viale Mario Rapisardi ai danni di 4 venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli sprovvisti di ogni autorizzazione alla vendita e all'occupazione di suolo pubblico. I prodotti sono stati posti sotto sequestro e immediatamente devoluti in beneficenza alla mensa della Caritas. E adesso una pausa, a tra poco. Eccoci di nuovo in studio, parliamo di politica regionale. La maggioranza di centrodestra è in crisi. L'ARS ha bocciato la norma salva ineleggibili. Gli alleati hanno tradito l'accordo con Fratelli d'Italia. Il partito della Meloni accusa Schifani. Un vertice a Roma sul caso Sicilia. Luca Ciliberti. E crisi di governo in Sicilia. A Roma ha convocato un gabinetto d'urgenza su richiesta della delegazione regionale siciliana per decidere la nuova linea politica del partito di maggioranza relativa in assemblea. I fatti: ieri gli assessori di Fratelli d'Italia, su diktat dei vertici nazionali, hanno disertato la giunta convocata dal presidente della regione Renato Schifani, nella quale sono state annunciate le nomine della sanità, in aperta polemica con gli alleati, colpevoli, secondo il partito di Giorgia Meloni, di aver fatto saltare l'accordo sull'approvazione della norma definita salva ineleggibili, che avrebbe sanato la posizione di 4 deputati, 3 meloniani e 1 dell'opposizione, nei confronti dei quali hanno presentato ricorsi i primi dei non eletti 2 anni fa. Ma la partita di fatto era più complessa e incastrata con le poltrone dei nuovi manager di aziende e ospedali e il ritorno al voto diretto delle province. Solo 30 voti sui 39 della maggioranza in aula, almeno 9 i franchi tiratori. Bocche cucite dai deputati regionali di Fratelli d'Italia, che puntano il dito sul vicepresidente Luca Sammartino, colpevole, secondo i meloniani, di aver orchestrato insieme alla DC di Cuffaro la bocciatura della norma per tornaconto politico. Almeno 3 tra i ripescati dei primi dei non eletti potrebbero passare con questi 2 partiti. Durissima la reazione delle opposizioni. Maggioranza in frantumi. È chiaro che questa maggioranza ha vinto le elezioni regionali, però come noi pensavamo non era in grado di governare con le varie diversità rispetto alle forze che la compongono. Io al posto del presidente Schifani mi farei una considerazione e pensare anche alle dimissioni, perché questo governo non ha la maggioranza sui temi importanti, sulle materie che portava all'interno del suo programma elettorale. A questo punto non riesco a capire i motivi per cui questo governo continui a stare lì seduto e a pensare di governare la regione siciliana in questo modo. Tensione altissima dunque, anche in vista delle prossime elezioni europee. Fa discutere il chip che una società del magnate Elon Musk ha impiantato nel cervello di un essere umano. Sull'argomento la comunità scientifica è molto cauta. Francesco Triolo. Un chip impiantato nel cervello, la rivoluzione annunciata dal magnate americano Elon Musk, l'uomo di Tesla e Twitter, ha come obiettivo aiutare chi ha problemi neurologici e lesioni traumatiche leggendo le onde cerebrali. Questo è un passo ulteriore, ma sul quale io andrei molto cauto per vedere gli effetti intanto a lungo termine, dei quali non sappiamo granché, ma potrebbe aprire una prospettiva verosimilmente, se collocata nei termini giusti, anche di terapia per alcune patologie non trattabili.
Neuralink, la società di Musk, ha condotto studi sugli animali, ma è prematuro oggi capire se potrà aiutare pazienti colpiti da stroke, da Parkinson o addirittura da malattie psichiatriche. Per esempio per i pazienti tetraplegici era già stato fatto qualcosa con un'applicazione di un device connesso con un esoscheletro, credo qualche anno fa, dall'Università di Grenoble. Questo è un ulteriore passo in avanti, ma la tetraplegia può essere causata da determinate patologie che sono differenti fra di loro. Diverso è un tetraplegico per mielolesione da un tetraplegico per una patologia muscolare allo stato avanzato, quindi è complesso il meccanismo. Il nome è Telepathy e la comunità scientifica sull'applicazione pratica ancora va cauta. Il nome già non è granché incoraggiante, perché parliamo di possibilità di comunicare attraverso il pensiero azioni e probabilmente non solo. Quando si pensa di interagire con neuroni che si concretizzano in un'attività di pensiero e di comunicazione con altre persone e si tenta di applicare questo al di fuori della patologia, il rischio che si corre credo sia elevato e debba essere valutato attentamente. Breve pausa e poi vi daremo le ultime sul fronte calciomercato. Ed eccoci al calcio, ultimo giorno di calciomercato. Il Catania ha operato soprattutto in uscita, il Palermo ha definito l'arrivo dal Milan in Traoré. Adesso la parola passa al campo. Francesco Triolo. La parola d'ordine era vendere il più possibile. Ci è riuscito il Catania, che ha sfoltito l'organico con la cessione di alcuni giocatori che erano da tempo in lista di partenza, anche se non tutti. In ordine cronologico, nel pomeriggio le prime uscite ad essere state ufficializzate sono state quelle di Popovic e Bocic. Entrambi sono passati al Fiorenzuola, allenato dall'ex tecnico rossazzurro Luca Tabbiani. Popovic 2 presenze, con il Catania va in prestito sino a giugno, stessa formula per Bocic, 15 presenze ed un gol, sinone stagione per lui. Quindi la società ha chiuso l'accordo per il passaggio in prestito secco di Ladinetti al Taranto, che nelle ultime ore del mercato lo ha inseguito con una certa convinzione. Va via anche Zanellato, che torna al Crotone, anche lui in prestito. Da discutere le posizioni di Marsura, Mazzotta e Rizzo. Il Messina ha ricevuto delle manifestazioni di interesse sia dal Catanzaro che dal Venezia per il terzino sinistro salvo, ma alla fine si è trattato solo di un sondaggio neanche tanto convinto. Se ne riparlerà nel mercato estivo, così da valutarne il rendimento anche nella seconda parte della stagione. In Serie B il Palermo invece ha preso un prestito dal Milan Chaka Traoré, giovanissimo, classe 2004, ma che ha già esordito e segnato in Serie A con la maglia rossonera. Per lui il debutto anche in Champions League nella gara contro il Borussia Dortmund. Arriva con la formula del prestito con opzione di riscatto a 10 milioni ed eventuale 15% sulla futura rivendita. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.